Amici di Sportisiri, buon pomeriggio e buon 2024 da Francesco Ammuca, ben trovati allo stadio Nicasio Puccio di Caccamo per la sfida tra Sant'Ernesto, Academy Sant'Ernesto e Sporting Termini, naturalmente Sporting Termini squadra di casa, recupero della quinta giornata del girone C del campionato provinciale allievi, scusate, giovanissimi, under 14 per la provincia di Palermo, di fronte due squadre a caccia di punti per iniziare nel migliore dei modi il 2024, il nuovo anno. Squadra di casa gioca con la classica tenuta verde, dall'altra parte in tenuta blu con calzettoni bianchi il Sant'Ernesto. A breve le due formazioni. E comincia, dunque mettetevi comodi, prende il via Sporting Termini Academy Sant'Ernesto. A breve la lettura delle formazioni. Intanto andiamo un po' a dare un'occhiata alla disposizione in campo delle squadre, con il primo attacco subito per la formazione di casa guidata da mister Giovanni Geraci. Cerca subito la giocata in area di rigore, il numero 9 Mantia, pallone che torna all'indietro. Allora pallone poi giocato sulla sinistra con il lancio in avanti alla ricerca di Rosselli spalla alla porta, si carica per Armonium, servizio laterale, qui a vuoto un difensore del Sant'Ernesto, palla che però termina fuori. Allora formazioni. A breve le formazioni, anche perché lo Sporting è ancora in possesso del pallone, si lotta in mezzo al campo. Lancio intanto da parte del Sant'Ernesto con la Parola che cerca di lottare, alla fine c'è un fischio, c'è un fallo a favore del Sant'Ernesto. Calcio di punizione, battuto in avanti, pallone agganciato in fallo laterale. Lancio ancora a spazzare da parte della difesa termitano, purtroppo ancora non in possesso del proprio impianto per giocare le gare sia di giovanili che anche di prima squadra. Occhio intanto alla palla in verticale, chiusura da parte di Fasone, palla che rimane in campo, viene poi deviata dal numero 9 Russo. Allora andiamo a vedere le formazioni con lo Sporting Termini che schiera Bazzone in porta per il numero 2 Fasone, numero 20 Anelli, numero 4 Armonium, numero 6 Terrano, numero 7 Rosselli, numero 8 Catalano, numero 9 Mantia, numero 10 Rotolo, numero 3 Cirino, numero 11 Valente. D'altra parte Academy Sant'Ernesto che si schiera con la Rocca in porta col numero 1, poi numero 4 Lo Cacciato, numero 7 La Parola, mentre c'è proprio l'uscita di La Rocca, dicevo numero 7 La Parola, numero 5 Brigaglia, numero 10 Sistori, numero 9 Russo, numero 22 Acquisto, numero 17 Piazza, numero 21 Siracusa, numero 3 Lima, numero 14 Uttuso. Qui cercata la giocata tra le linee da parte di Siracusa, poi il lancio in avanti da parte di La Parola, colpo di testa da parte di Piazza che però si trovava in fuorigioco. Punizione
palla giocata adesso sull'out di destra con Rosselli dallo Sporting Termini. Rosselli costretto in un angolo raddoppiato, riesce comunque a guadagnare il massimo, ovvero sia calcio d'angolo sul raddoppio da parte di Lima. Allora primo tiro dalla bandierina della partita per lo Sporting Termini. Angolo battuto corto per Harmonium, il cross deviato, prova ad arrivare poi sulla sfera il numero 5 Cirino. Fai attenzione alla palla in area di rigore con il tentativo di incursione da parte di Valente, chiuso in calcio d'angolo. Anzi, rimessa con le mani per la squadra di mister Giovanni Geraci. Battuta con l'inserimento tra le linee da parte di Catalano, che viene però chiuso, poi spazza via la difesa ospite, la palla che esce in fallo laterale. Fasone la lascia proprio a Cirino. Harmonium, palla giocata all'indietro per la gestione da parte di Anello, in avanti, sbagliato il passaggio per Mantia, la fa scorrere Uttuso, però è fallo laterale per uno Sporting Termini che è partito forte. Marcello, quanto dici tu, Marcello? Manu, accorcia, Manu! Qui dello stadio Nicasio Puccio di Caccamo, pallone che arriva in area, allontanato da Lima, poi prova a partire il Sant'Ernesto ma non ci riesce. C'è comunque un fallo laterale per la squadra di mister Giuseppe Torregrossa. Rimessa in avanti, una maglia che si allunga, l'arbitro lascia giocare e allora sfera direttamente dalle parti del portiere La Rocca. Fa salire i compagni il portiere dell'Academy Sant'Ernesto, pallone intercettato dall'intervento di Catalano, poi un fischio fuori gioco da parte di Rosselli, punizione che verrà eseguita da Sistori, anzi lascia incombenza i suoi compagni alla difesa, in particolare al numero 4 Locacciato che va a lungo, intervento acrobatico di Fasone, poi prova ad arrivare Brigaglia, tocca lui per ultimo. Rimessa allora per lo Sporting con Harmonium, cerca la giocata in avanti Cirino, intercettato. La rimessa ancora per Cirino in avanti a cercare Rosselli, Rosselli inseguito da due avversari, la riesce a tenere in campo, propone anche il cross, debole però per La Rocca. Prima partita dell'anno penso in assoluto per quanto riguarda i campionati federali. Qui è un provinciale under 14. Qui intanto il lancio da parte di Siracusa alla ricerca di Russo, fermato dall'intervento del numero 20 Anello, poi altro colpo di testa a centrocampo, prova ad arrivare Sistori, anticipato. C'è un fallo fischiato contro Harmonium, duello tra i capitani. Una volta Sistori lascia l'incombenza ai compagni, ancora Locacciato. La battuta del numero 4 che va ad incrociare direttamente Catalano, poi ancora pallone in avanti per l'Academy Sant'Ernesto con l'avanzata da parte di Acquisto, pallone per vie centrali chiuso. Ancora i ragazzi di Torregrossa a rigiocare il pallone. Sistori però colpisce male di testa con la schiena Rosselli, fallo di Locacciato, punizione battuta subito da Harmonium, visto la corsa da parte di Cirino, chiuso però, la palla esce in fallo laterale proprio davanti alla nostra postazione. Ne approfitto per ricordare naturalmente di seguirci sui nostri profili social, Facebook, Instagram, Twitter in particolare.
Abbiamo aperto anche un profilo su Threads, Faccio danno. quale potrete ovviamente contattarci, potete rispondere ai nostri post. Vinci. Il canale YouTube naturalmente seguitelo, siamo abbondantemente sopra la quota di 4.000 iscritti. Puntiamo ad una crescita importante naturalmente per questo 2024, tutto da vivere con le produzioni targate Sportisi. Naturalmente l'invito a chi sta guardando questa diretta, ma anche a chi vedrà gli altri video, è quello di iscrivervi al canale, è gratuito, non vi costa nulla, per noi sicuramente un grande supporto al nostro lavoro, a quello degli altri nostri collaboratori. Oltre a consentirvi di tenervi aggiornati su quelli che sono tutti i nostri contenuti. Naturalmente il sito www.sportisiri.it, dove arrivano anche prime notizie di calciomercato, anche altri contenuti, arriveranno a breve anche dei contenuti esclusivi. E a proposito di calciomercato, torneremo nei prossimi giorni anche con il nostro appuntamento di punto, ossia Pillole di Sessa, dove parleremo del calciomercato delle 3 squadre siciliane professionistiche, ovvero Palermo, Catania e Messina, ma con un occhio di riguardo anche a quel che accadrà in Serie D, perché sì, il mercato dei dilettanti si è già svolto, ma non mancano i rumors, visto che per le squadre dilettantistiche è ancora possibile acquisire giocatori provenienti da squadre appunto professionistiche che lasciano i team. Un nome su tutti, particolarmente chiacchierato nei giorni scorsi, è quello di Giuseppe De Luca, destinato a lasciare Catania per accasarsi al Siracusa, dove a quanto pare già si allena. Potrete trovare queste e tante altre notizie sul calcio, sullo sport siciliano a 360 gradi sul nostro sito. Tra l'altro il 31 abbiamo anche pubblicato quella che è la nostra top 5 in ordine sparso, ovviamente, sia a livello individuale che a livello di squadra, per quelli sono stati i nostri uomini di punta dello sport siciliano nel 2023. Torniamo alla cronaca. Sistori non arriva sul pallone, prova a avventarsi sullo stesso e ci riesce in qualche modo valente, poi fermato. Il controllo, spalle alla porta e fallo laterale guadagnato da Piazza, rimessa che verrà eseguita da Brigaglia. Pallone giocato indietro, Sistori, il palleggio poi a vuoto un paio di giocatori, alla fine risolve Armonium. Armonium riesce a passare, cerca compagnia a servire, ne trova uno in Mantia. Pallone allargato sulla sinistra per Anello, prova a convergere Anello, fermato, poi spazza la Parola. Siracusa vede il movimento in avanti da parte di Russo, fermato in fallo laterale all'intervento di Anello. Dunque rimessa per la squadra in tenuta blu, con Uttuso che se ne va ad occupare. Uttuso in avanti, cerca di prolungare Siracusa, viene però fermato. Fallo laterale, primi 12 minuti in cui di palle gol non ne sono arrivate. Ancora servizio in avanti per Siracusa, che la controlla, prova a saltare un avversario e ci riesce. Siracusa prova a liberarsi per crossare, in qualche modo salta un avversario. La palla non è uscita sul cross, non è intervenuto bene il portiere. Allora attenzione a questo tentativo da parte di Acquisto. Palla che si perde sopra la traversa, con Bazzone che non era stato impeccabile sull'uscita. Abbassati Marco! Nico, abbassati! Ecco quell'impianto il Nicasio Puccio di Caccamo, che in passato ha anche ospitato squadre che hanno meritato in promozione eccellenza, come appunto la Polisportiva Città di Caccamo, che ha avuto anche un passato abbastanza importante in termini di calcio dilettantistico. Tanto con le mani Brigaglia, pallone allontanato da Armonium, poi calcio in avanti alla ricerca di La Parola, che prova a lottare 2 volte, viene chiuso, commette fallo su Armonium e allora punizione. Gira! Punizione di Armonium verso Anello, servizio per i centrali intercettato, poi buona qui la giocata da parte di La Parola, che viene però fermato da Anello. Maglia che si allunga, altro fallo
del numero 7. Punizione. È nostra. Qui Sirtori ha cercato l'effetto sorpresa, ma la punizione è per i padroni di casa. Ancora con Armonium che però a giocarla lo ferma Siragusa. Porta su Siragusa che attende l'arrivo dei compagni. Ecco l'arrivo di Sirtori. Siragusa si propone davanti a lui, pallone intercettato. Poi cerca il palleggio Mantia. Recupera ancora la Parola. Colpo di testa, ancora però la Parola che cerca di inserirsi. È buono però il recupero palla da parte di Rotolo. Rotolo fermato ancora col fallo di La Parola. Altra palla persa dallo Sporting Termini, che però va a lottare per recuperarla. Qui non riesce a tenerla in campo. Acquisto. Allora fallo laterale per la squadra di mister Giovanni Geraci. Con la battuta di Cirino. Colpo di testa, poi pallone prolungato. Ancora Cirino, Armonium in avanti. Solo maglie blu. Qui va a vuoto Lima. Per sua fortuna non c'erano avversari nei paraggi. Alla fine la Rocca prende il pallone. Rinvio dalle parti di Catalano che la gioca ancora in avanti. Lo cacciato. Gestione palla da parte di Piazza. Poi Brigaglia ancora per Piazza. Chiuso dall'intervento di Fasone. Ancora Brigaglia. Poi acquisto, scambia con Sirtori, arriva Brigaglia sul fondo, mette in mezzo questo bel pallone. Attenzione perché arriva dalle retrovie anche la Parola che calcia. Pallone fuori e questo è il primo vero tentativo di una certa importanza. Abbassa dietro! Pallone intanto giocato in avanti, retropassaggio complicato qui da parte di Locacciato e calcio d'angolo. Marchiamo Manu! Marchiamo Timo! Veloce, veloce! Accompagna di Marcello! Mettila! L'angolo già battuto dallo Sporting. Fuori gioco. Qui un po' ingenua la squadra in maglia gialla. Giallo evidenziatore. Con Anello che si è fatto pescare in fuorigioco. Siamo a ridosso della metà del primo tempo. Nico, attaccati, Nico! Stringi, Manu! Manu, stringi! Direttore di gara che deve fischiare. Etto! Davanti! Non la prendiamo, gioca! La battuta da parte di Locacciato. Intervento di Armonium. Fallo laterale, cerca di spingere all'indietro gli avversari. Lo Sporting non vuole farli avanzare troppo. Un altro fallo laterale, questa volta verso Siragusa. Prova a passare la Parola. Cerca il colpo di tacco, viene però fermato. Cerca la risalita adesso lo Sporting Termini con Mantia che commette fallo sulla Parola. Punizione per la squadra di mister Torregrossa. Marco, ti devi abbassare! Vince, abbassati un po' che sei alto! Oh! La battuta, ma anche qui l'arbitro richiama l'attenzione. Deve dare lui il segnale di ripresa del gioco. Recupera palla Armonium per lo Sporting Termini. Lancio in avanti, troppo lungo per tutti, arriva l'uscita senza grossi problemi di La Rocca. Ricordo, mentre c'è un problema per un giocatore dell'Academy Sant'Ernesto, si rialza prontamente. Si tratta di acquisto, dicevo, in cui
l'Academy Sant'Ernesto ha giocato una partita di campionato, ne ha invece disputata un'altra lo Sporting Termini, con una vittoria, una sconfitta invece per i locali che hanno battuto l'Accademia per 4-0 nella prima giornata, poi il Fada 5-2, Borgonovo per 5-1, poi sconfitta contro il Calcio Sicilia 1-0. Il recupero di questa partita da disputare, a seguire ho osservato il turno di riposo. Ricordo ci sono 11 squadre in questo girone. Nelle ultime giornate del 2023 ha vinto 6-0 contro la squadra Vitercus Palermo e 3-1 contro il Don Orione. Nelle altre partite invece giocate dall'Academy Sant'Ernesto, che ha vinto 7-3 contro il Fada, ha battuto il Borgonovo per 3-1, poi ha battuto il Calcio Sicilia per 5-2, ha osservato il turno di riposo alla quarta giornata, alla sesta giornata ha battuto la squadra Vitercus Palermo per 5-3 e poi ha perso contro il Don Orione e ha vinto contro l'Academy Palermo Calcio nell'ultima partita del 2023. Di queste partite però a fare classifica sono in 6 a non fare classifica, quelle contro Academy Palermo Calcio, Fada, Calcio Sicilia, Borgonovo e la squadra B del Cus Palermo. Fanno classifica soltanto Don Orione, Casteldaccia, Sport Palermo e per l'appunto le due contendenti di oggi. 20 minuti e 30 secondi nel primo tempo, c'è la giocata tentata a Rosselli che viene però fermato. Allora Sirtori per la parola, intercetta Anello, poi ancora pallone giocato in avanti dalle parti di Russo, fermato qui il suo passaggio verso Siracusa, ma ancora lo stesso Siracusa che prova a conquistare, si porta il pallone oltre la linea laterale, allora rimessa. Intanto c'è forse un fallo da parte di Piazza, si continua a giocare, ottima qui la scivolata di Cirino. Tanto ancora fermo Acquisto, problema al braccio destro, evidentemente non ce la fa. Ricordo che mister Torregrossa ha portato con sé in panchina Canie, Pizzoli, Mellina, Corpaia, Coppola, Ferraro e Curcuruto, quest'ultimo si sta scaldando. Dall'altra parte a disposizione in panchina Ricceri, Alessi e Calamaio. In realtà sta entrando Pizzoli, maglia numero 20. Dunque esce per il primo cambio forzato della partita Acquisto. Siamo entrati nel 23esimo minuto di gioco, palla verso l'area di rigore, intercettata, poi cerca l'uscita, palla al piede lo Sporting, la parola però ferma Rotolo, ancora la parola, contrastato, prova a vincere il rimpallo, alla meglio Mantia, poi Anello in avanti, cercato Rosselli che anticipa bene, Rosselli corre inseguito da Locacciato, ancora Rosselli lo chiude, però Lima, ancora Lima, serie di finte su Rosselli, il tocco in avanti, la parola Uttuso, poi Sirtori scusate, scambia con la parola, poi tocco maldestro e ancora Sporting Termini che chiude. Rosselli in mezzo a due, però a passare, viene chiuso dall'intervento di Pizzoli. Sirtori in avanti, Siracusa, controllo, colpo di tacco però all'indietro e non in avanti, ancora Siracusa, prova a passare, viene fermato, la palla ce l'ha ancora lui che scarica sulla parola. Sirtori fermato da Anelli, in fallo laterale.
La rimessa per Sant'Ernesto, colpo di testa a chiudere. Poi subentra nell'azione Pizzoli, attenzione a Piazza che lotta, ancora Piazza, forse trattiene, alla fine ha la meglio Fasone che lancia. Brigaglia, colpo di testa, poi interviene a liberare la minaccia Lima. La Cirino col fallo laterale. Messa lunga, colpo di testa da parte di Rosselli, poi Armonium apre dall'altra parte, colpo di testa a mettere fuori, poi Sirtori mette giù, lancio stoppato dalla Cirino, ancora Sirtori, questa volta con la testa, Armonium, il controllo da parte di Valente, poi ancora a gestire. La giocata sulla sinistra, occhio alla Sport Intermini che avanza, c'è la chiusura però, poi pallone calciato in avanti con Terrana che ha spazzato, tenuto però abbastanza vicino alla porta. 25esimo in corso. L'ho cacciato, tocco sulla destra per Uttuso, lancio. Anello in netto anticipo, calcio addosso però alla Parola, ancora la Parola a lottare, non c'è fallo secondo il direttore di gara, che questo lancio a cercare Piazza, spazza via Cirino, poi Valente fermato da Brigaglia, Brigaglia avanza, resiste all'arrivo di Valente con l'appoggio all'indietro, il lancio in avanti, spazza via, ancora una volta Fasone, allora prova a ripartire dall'altra parte lo Sport Intermini, però qui Rotolo lancia male il compagno. Sirtori controlla il lancio. Pallone controllato. Armonium evita un avversario. Pallone a cercare Rotolo, fermato. L'intervento di Pizzoli. Siracusa può avanzare, evita il primo avversario. C'è Piazza che se lo pone, la palla è per lui. Piazza può correre, cambio, gioco, ottimo dall'altra parte per l'avanzata di Russo, fermato però. Anello con la palla recuperata, se la trascina però fuori. Siracusa sovrappone Russo, gli porta via l'uomo, Siracusa può avanzare, entra in area, passaggio intercettato ancora, tocco per Sirtori che cerca di piazzarla la palla, si impenna e termina la sua corsa oltre la traversa. Qui intanto prova ad uscire palla al piede Armonium per lo Sport Intermini, sicuramente il giocatore più dotato tecnicamente per quella disposizione di Mister Geraci. Sirtori per Piazza, la fa scorrere Cirino. Sei uscito, gioca! La battuta di Cirino, ancora Armonium che con il pallone tra i piedi. Apertura intercettata da Russo, ma c'è comunque Anello a controllare. Pallone in avanti, Rosselli prova ad inserirsi, ancora però l'anticipo di Locacciato, colpo di testa, Rotolo al limite, lo ferma Lima. Armonium, controllo, pressato, la perde, allora Siracusa riparte, 3 contro 3, Siracusa perde il controllo del pallone, stava per lanciare Russo a sinistra tutto solo. Servizio in avanti di Mantia, Rosselli prova ad arrivare, lo chiude però Brigaglia, non evita il fallo laterale, poi scontro e rimessa Sport Intermini con Cirino. Rosselli di testa, la spinta un po' ingenua da parte di Locacciato. Nico, entra, Nico! Entra. E dunque punizione al 29esimo per l'11 di Mister Geraci. Pallone Anello,
col sinistro, vediamo anche se tenta l'effetto sorpresa, andando verso la porta. La rincorsa è abbastanza lunga, perpendicolare allo specchio difeso da La Rocca. Tre in barriera infatti per La Rocca, che non si fida e copre il primo palo. C'è il fischio. Anello infatti cerca la porta. Buona l'idea, leggermente meno l'esecuzione. Non era facile ovviamente andare tra i pali da lì. Costruzione dal basso per il Sant'Ernesto. Brigaglia, Lima, controllo di Pizzoli, poi la palla giocata in avanti, controllata, qui rischia qualcosa, alla fine si prende il pallone lo Sporting Termini con Rosselli che cerca di anticipare l'uscita del portiere. Commette fallo il numero 7 ai danni di La Rocca. Punizione, mezz'ora che sta per scadere. Uttuso, dribbling verso l'interno, appoggio a Sirtori. La Parola, ancora Sirtori preso in controtempo, prova ad arrivare, non arriva, gli dà una mano Pizzoli, poi Piazza col primo dribbling, prova a passare su Cirino, vince il rimpallo, arriva a dargli supporto proprio Pizzoli che corre, Piazza davanti a lui, lo ferma però Cirino. Rimessa a Sant'Ernesto con Brigaglia, scusate, cambio. Rimessa di Cirino, la difende Rotolo, anzi Valente, che però la perde. Siragusa vede l'avanzata di Brigaglia, lo premia. Brigaglia corre a sinistra, il cross sporcato in maniera provvidenziale. Poi però palla recuperata, La Parola apre dalle parti di Russo, perde un po' l'inerzia dell'attacco il Sant'Ernesto, che però ha il pallone. Sirtori in qualche modo la prolunga, Siragusa se ne avvantaggia, Siragusa davanti al portiere! Siragusa, gol del vantaggio per il Sant'Ernesto. Qui l'azione sulla destra con il recupero palla poi di Siragusa, che è stato abile nel rimpallo. E dunque 31 minuti e 25, vantaggio per la squadra di Torregrossa. Sicuramente giocatore dalle doti tecniche oltre che atletiche importanti, considerando che è un classe 2010, quindi ha 13 anni, ne compierà 14 il 1° maggio. Ragazzo sicuramente da tenere d'occhio. Intanto fallo di Locacciato, ancora una spinta ingenua, spalle alla porta per il numero 4 del Sant'Ernesto. Esce la punizione, ancora Anello, ancora il suo sinistro. C'è il fischio, cerca ancora la porta, deviazione da parte di Lima. Poi interviene Brigaglia, non ce la fa ad evitare il calcio d'angolo. Il terzo. Armonium, ancora soluzione corta, sterzata di Armonium che passa poi dal centro, il tocco in avanti di Valente con l'uscita di La Rocca, che va subito al rilancio in due dello Sporting Termini ad intervenire sul pallone. Poi Armonium la prolunga dove non può arrivare Mantia. Uttuso, Russo, tocco che non riesce, allora attenzione a Rotolo, subito però fermato dalla Parola. Sirtori, La Parola,
Fuori gioco di Siracusa sul lancio di Sistori. 2 metri sei avanti. Punizione battuta, Anello. Ultimi istanti del primo tempo. Fallo cacciato che allontana. La Parola. Guttuso, Sistori di prima, la gira male. La Parola però riesce a tenerla in campo. Guttuso può lanciare. Russo, anche lui la tiene in campo, però il controllo non è felicissimo, non era facilissimo. Rosselli. Passa in mezzo, subisce fallo. Mettila, Ettore. Aspetta. Vieni, Manu. Harmonium che si occupa della punizione, uno degli ultimi palloni del primo tempo. Dani. String. Richard. In porta. C'è il fischio. Harmonium, pallone lungo verso la porta, traversa. Poi tentativo ancora. E il gol del pareggio dello Sporting Termini. È stato Cirino, se ho visto bene, a impattare verso la porta, tutto nato dalla punizione insidiosa da parte di Harmonium, che ha incrociato sulla traversa. E allora al 35esimo esatto il pareggio dello Sporting. Se visto bene, il direttore di gara ha indicato anche un minuto di recupero. E si riparte con una rimessa per lo Sporting Termini, che ha da poco pareggiato con Cirino al gol di Siracusa. Piazza prova a passare, Brigaglia. Siracusa punta, prova ad allungare la falcata. Siracusa, serie di finte, fermato dall'intervento di Fasone. Calcio d'angolo che verrà molto probabilmente battuto, perché è arrivato prima dello scadere del recupero. Sale Lima a cercare di staccare sulla palla che verrà messa dentro da Tancredi La Parola. La battuta di La Parola, primo palo, allontanata ma rimane in aria, poi spazza Rotolo ed è lui l'ultimo a toccare palla nel primo tempo. Finisce la prima frazione 1-1 tra Sporting Termini e Academy Sant'Ernesto. Il vantaggio di questi ultimi con la rete di Siracusa proprio allo scadere del 35esimo. Il pareggio firmato da Cirino dopo che Harmonium aveva colpito una traversa. Noi restiamo collegati qui dallo stadio Puccio di Caccamo, poi tra qualche minuto il via al secondo tempo. Si deve andare su YouTube, vero? Sì,
Pronti per l'inizio del secondo tempo di Sporting Termini Academy Sant'Ernesto. I primi 36 minuti sono terminati sul risultato di 1-1 in virtù dei gol messi a segno da Siracusa per gli ospiti e da Cirino per i padroni di casa. Non ci sono stati cambi dopo l'intervallo. Due squadre che si presentano con gli stessi 22 che hanno chiuso il primo tempo, non con quelli che lo hanno aperto, perché c'è stato un cambio con Pizzoli che ha preso il posto di Acquisto durante la prima frazione per il Sant'Ernesto. Brigaglia gioca proprio per Pizzoli in avanti, poi cerca di gestirla con Rotolo lo Sporting Termini, resiste ai contatti, poi Anello la perde. Piazza, Pizzoli, tocco di prima, un po' avventato, poi Piazza viene fermato, arriva Brigaglia, Piazza fermato col fallo di Fasone. Allora punizione Sant'Ernesto. C'è la punizione, l'ho cacciato, si è andato a prendere il pallone. Avevano da questa posizione Armonium ha preso la traversa nell'azione che aveva portato al pareggio della Sporting Termini. Punizione allora. L'ho cacciato con la palla messa in mezzo, l'uscita perfetta di Bazzone. Subito palla verso Anello, rilancio con Russo e poi rimessa. Il problema per Anello si è alzata sicuramente un po' di terra in faccia per il numero 20 di casa. È rimessa, cambio per, ha sbagliato la parola. È messa allora con lo stesso Anello verso l'area. Rosselli spalla la porta, prova a tenerla, viene fermato forse con un fallo, si continua a giocare perché Armonium la porta su, tocco poi sulla destra per Cirino, lancio, Brigaglia di testa per Armonium, cerca ancora i compagni, in particolare Mantia che non arriva, c'è però Anello propone il cross, la parola si immola su questa palla. Terrana la gioca ma è ancora fermo la parola, botta alla nuca, invitato dal suo allenatore ad andare giù, anche per era in equilibrio precario il numero 7. Vediamo se ce la fa, intanto viene accompagnato a bordo campo. Riscaldati Nico, muoviti! Stai qua. Intanto mister Torregrossa chiede se può rientrare la parola, questo è sicuramente un buon segnale per il ragazzo. Fai giocare, oh! Fai giocare! Gira, gioca, Etto! Avanzata di Fasone, è rientrato la parola, subito coinvolto, insegue il pallone, lo calcia in avanti. Anello, controllo e lancio, Rosselli di testa, poi arriva lo cacciato, la parola, pallone giocato in avanti ma ha sbagliato, allora prova a passare Mantia, lo ferma però Sistori,
Palla lunga per la corsa di Siragusa, prova ad allungare la falcata, ma Terrana lo scorta fuori. Abbassati Nico, Marco! Vicio, abbassati, Vicio! Abbassati, Iago! Già battuta, la rimessa dal fondo dallo Sporting Termini. Fasone, Cirino, Fasone ancora, lancio lungo, cercato Rosselli che cerca di aggirare lo cacciato, chiude bene la parola, poi piazza, Pizzoli, tocco sbagliato, allora Armonium allarga per la corsa di Anello. Anello allunga la falcata, lo insegue con la parola, ma Anello è più veloce. Serie di finte, Anello che va via al numero 7 avversario. Il cross! Calcio di punizione dal limite per lo Sporting Termini. Ha rischiato qui qualcosa. Curcuruto, che è entrato al posto di Uttuso, numero 16. Rischiato perché è stato con le braccia larghe veramente a pochi centimetri dalla linea dell'area di rigore. Intanto tutti in area i ragazzi di Mister Torregrossa, rimane indietro soltanto Fasone invece dall'altra parte. Occhio alla punizione con Armonium. Anello è lì pronto sullo spigolo dell'area, vedremo se ci sarà un tocco per lui. 3 in barriera per la Rocca. C'è il fischio, infatti il tocco è proprio per Anello, però sul piede debole, e allora la perde lo Sporting Termini. Incespica però Sistori. Anello, palla lanciata da Terrana, troppo lunga per Rosselli, esce la Rocca. Brigaglia prova a portare sul pallone, poi verticale, ancora lui a lanciare. Fasone, poi ancora Brigaglia a lottare, cerca di tenerla, alla fine Pizzoli spazza via Cirino dalle parti di Lima, che deve proteggere dall'attacco di Rosselli. Pallone che rimane praticamente sul dischetto del calcio d'angolo. Alla fine Rosselli prova ad uscirne, Brigaglia lo ferma, poi pallone che rimane lì, non può arrivare in questo caso Rotolo. Allora la Rocca dal fondo, la parola, rischia qualcosa uscendo palla al piede, su di lui sempre Rotolo, poi la parola, serie di finte, alla fine se la porta fuori con una grande scelta in questo caso da parte del numero 7, qui rimessa un po' così così di Anello. Rosselli, contrasto, poi la parola spazza. Fasone direttamente in fallo laterale. Con le mani Russo, Siragusa cerca di far viaggiare Sistori, la rimessa sarà proprio per i bianco-blu. Nico! Qui palla recuperata dallo Sporting, la parola interviene. Recupero di Rotolo, poi Armonium, lancio deviato, allontana lo cacciato. La parola, altro passaggio intercettato da Anello, poi duello tra i due, arriva Pizzoli, poi Sistori, alla fine la batte lunga a Terrana. Lima per Brigaglia, non semplice a gestire questo pallone, infatti Brigaglia lancia più lontano che può. Siragusa la insegue, fa buona guardia Terrana. Sistori, controllo, poi incespica forse su un avversario, resiste all'intervento di Terrana che però lo chiude. Poi Curcuruto prova a fuggire sulla destra, cerca di evitare anche Terrana, ancora Curcuruto, Terrana lo chiude. Rinvio dal fondo. Ultimo tocco del numero 16. La seconda mossa di Mister Torregrossa dopo il cambio forzato di Pizzoli al posto di Acquisto. Qui sbaglia Fasone, allora Piazza allunga la falcata, Piazza propone anche il cross,
Il controllo poi di Sissori che calcia col destro, scavalcato il portiere. Nuovo vantaggio del Sant'Ernesto. Qui Sissori bravo al controllo e al tiro, dosato perfettamente sopra la traversa. 2-1 al decimo. Tanto cambio, il terzo, va fuori Russo e va dentro Coppola per il Sant'Ernesto, che da quasi un minuto è tornato in vantaggio con la rete di Sissori. Molto bello l'abbraccio che voi purtroppo non avete visto tra Mister Torregrossa e il suo numero 9. Eccolo Coppola, subito coinvolto, cerca la verticale, la trova per Brigaglia, piazza Fasone, la mette in fallo laterale, è rimessa per Brigaglia, c'è il libero Pizzoli, invece viene servito qui Rostelli anticipato, arriva Sissori, fermato, guadagna fallo laterale, Brigaglia verso Siragusa che la tiene in campo, prova a passare, tocco ancora per Brigaglia, in verticale ancora per Siragusa, c'è Piazza vicino a lui, Siragusa entra in area di rigore, sbaglia però il controllo, consente a Terrana di recuperare, poi Cirino non la tiene in campo, fallo laterale ancora per gli ospiti. Siragusa, Piazza, tocco di ritorno per Siragusa che forse era in fuori gioco, poi Fasone, fallo laterale. Momenti della gara in cui Sant'Ernesto sembra dare la sensazione di voler controllare e tenere lontano gli avversari. Qui bravo Terrana di testa, poi altro colpo di testa sui piedi di La Parola che cerca questa volée, in teoria di alleggerimento ma alla fine tiro in porta a tutti gli effetti, parato da Bazzone. Brigaglia, primo tocco intercettato, poi prova a passare per vie centrali, evita anche un intervento avversario, La Parola la lancia lunga verso Piazza che è in posizione regolare, Piazza la tiene in campo, poi cerca un dribbling, viene però fermato dall'intervento di Terrana, molto sollecitato il difensore dello Sporting Termini in questa fase. La rimessa di La Parola, colpo di testa ancora a mettere fuori, sempre La Parola, la rigira col sinistro, messa ancora fuori, altro fallo laterale in zona d'attacco per il Sant'Ernesto che praticamente dal momento del gol segnato sta presidiando la metà campo avversaria. Ricordiamo che intanto cambio rimessa sulla Parola, se dovesse concretizzarsi questo risultato sarebbe la seconda vittoria in altrettante gare di classifica per l'Academy Sant'Ernesto, che tra le altre cose in cui ha ottenuto ottimi risultati anche nelle altre partite contro le squadre fuori classifiche che di conseguenza non danno punti. C'è una rimessa per La Parola, colpo di testa a mettere fuori, poi Coppola, ancora di testa, questa volta Mantia, poi Piazza, poco preciso, poco convinto, parato Bazzone. Sta per scadere anche il quarto d'ora, il primo quarto d'ora del secondo tempo, vuol dire che mancheranno 20 minuti più recupero. Qui Siracusa in fuori gioco, l'arbitro ferma il gioco.
Arriva il giallo per Siracusa per aver allontanato il pallone. Volontaria la giocata per allontanare il pallone e far perdere tempo agli avversari. Ci sta in questo senso il cartellino. Benché siamo in categorie come i giovanissimi provinciali, le regole ci sono, vanno seguite. Tanto sbaglia lo Sporting. La rimessa per La Parola. Cercato Sistori che però non può controllare. Allora rimessa per lo Sporting. La Parola allontana. Sistori prova a passare, non ci riesce. Poi buono il guizzo di Rotolo. Pallone giocato in avanti. Prova a distendersi adesso lo Sporting Termini con il lancio ancora per Rotolo. Lo accompagna Rosselli. Rotolo si defila sulla sinistra. Lo insegue La Parola che lo ferma col fallo. Io a te non ti ho detto nulla. Mister, silenzio, basta. Da dietro, grazie. Calcio di punizione con Anello ancora tutti dietro a presidiare l'area. I ragazzi del Sant'Ernesto, battuta di testa Coppola, poi anche col piede. Fasone va a calciare. Fasone, tiro molto molto interessante. Alla fine la Rocca si inginocchia e la prende. Dai Francesco, hai mollato qua. Pizzoli allarga su Brigaglia, lungo linea Siracusa, si muove Piazza. Siracusa invece sceglie Brigaglia. Pallone di ritorno per Siracusa, controllo imperfetto. Buono lo scambio tra Siracusa e Brigaglia. Pallone di ritorno servito con il 21 in posizione regolare. È mancato il controllo all'autore del primo gol della gara. Piazza vede il movimento di Curcuruto, lo serve. Curcuruto all'1 contro 1, invece va da Piazza che propone al centro, ancora un po' molle il numero 17. Altro cambio rimessa. Rimessa. La Parola cerca Siracusa che resiste alla trattenuta di Anello, non tiene la palla in campo. E allora rinvio dal fondo. 18 minuti e 18 secondi trascorsi dall'inizio del secondo tempo. Ciò vuol dire che abbiamo superato la boa di metà ripresa. Nessun cambio alle viste per mister Giovanni Geraci. Dall'altra parte si muove qualcosa sulla panchina del Sant'Ernesto, che qui guadagna un altro fallo laterale. Tanti errori di misura nei passaggi, anche nella costruzione dalle retrovie. Pizzoli in avanti, a vuoto Fasone, rimedia Terrana lanciando più lontano che può. Sono 3 maglie blu, una di queste è quella di Lima che allontana. Poi il controllo del servizio in avanti. Rosselli trattenuto, subisce il fallo. Fischi tu! Ha chiamato distanza e devi fischiare! Ha chiamato distanza e devi fischiare! Ho fischiato, mister! Ma quando hai fischiato? Ma quando hai fischiato? Lascia Simone, tanto è alto! Lascia Simone, tanto è alto! È incredibile! Sulla linea tanto! Oh, hai fischiato dopo che ha battuto! Si alza Davide Curcu!
Punizione intanto per il Sant'Ernesto. Palla già recuperata però dallo Sporting. Serie di rimpalli, ultimo tocco di Rotolo. Messa lunga, interviene ancora Terrana, poi la Parola anticipa sul Rotolo e concede il fallo laterale. E Panello con le mani. Ancora la palla. Non camminiamo, Ago, Etto sali. Altra palla lunga, la Parola che è stato anticipato da Rosselli, si lotta la meglio Curcuruto. Pizzoli per Brigaglia. Allunga la falcata il 5. Ancora Brigaglia, apre su Pizzoli che prova ad arrivare. E arriva contrastato in questo caso da Cirino. Rimessa ospite a 14 più recupero dalla fine. Qui altro fallo laterale sempre per la squadra di Torregrossa. Brigaglia con le mani, altro cambio. Qui l'intervento con Valente che prova a gestirla. Altro calcio in avanti, ma è troppo bassa la squadra di Geraci, che però prova a recuperare palla con Rosselli. Chiude tutto ancora la Parola, che sta lottando come un leone in questo secondo tempo, anche dopo la botta involontaria ricevuta qualche minuto fa. Armonium si è visto poco nella ripresa, adesso prova a scendersi il capitano. Ancora Armonium, sterza proprio sulla Parola. Poi il tocco di Mantia per Anello. Lancio verso l'area, Rosselli, controllo con la spalla, arriva Mantia, palla che rimane lì. Poi va giù Mantia, non c'è fallo. Arbitro fischia, è rimasto a terra Mantia. Si rialza il numero 9. Anello prova a lanciare dopo il pallone scodellato dall'arbitro. L'ho cacciato in Lima, fermano Rosselli, palla che rimane in campo. La Parola forse è spinto, sì. Lancio in avanti, Siragusa prova a prolungarla con la testa, però forse anche un po' stanco. Il numero 21. Rotolo, forse trattenuto, la palla esce. Rimessa ancora per la Parola. Prolunga Sistori, palla in fallo laterale. Qui anche Mister Geraci che va a sincerarsi alle condizioni di Sistori. Probabilmente ha colpito la palla di testa con il cranio e non con la fronte. Ha aiutato ad alzarsi. Sali, Ago, sali, Ago! Rimessa già battuta. Rosselli prova a passare momentaneamente in 10 il Sant'Ernesto. Rosselli poi scambia ancora il 7, fermato all'intervento di Pizzoli. Torna Rosselli su di lui. Poi Brigaglia, rientra Sistori. Brigaglia tocca per ultimo. Fallo laterale Sporting Termini che si avvia a iniziare in attacco gli ultimi 10 minuti più recupero.
Siracusa prova a lottare con Fasone, rimedia poi Terrana che alza questo campanile. Qui il tocco involontario con la mano di Mantia, si continua a giocare. Curcuruto, Brigaglia. Siracusa fermato da Fasone, fallo laterale per l'Academy Sant'Ernesto. Con la schiena Siracusa, Piazza la fa scendere, fermato. Poi Fasone, contrasto a centrocampo, alla meglio Pizzoli, poi Brigaglia, scambia con Coppola, lancio di Brigaglia, Terrana mette fuori. Pizzoli ancora a scodellare in avanti, sta arrivando Siracusa, arriva prima di lui Fasone, poi Cirino, fuori tempo massimo, la palla esce. Intanto attenzione a Siracusa che arriva sul fondo, la palla esce, rinvio. Veloce! Ettore, ti abbassi a prendere sta palla! Allora è giocato in avanti, Rosselli anticipato da Coppola che però non tocca bene, allora Rosselli la può recuperare. E poi fallo. Fallo di Lima, giallo. Mattia, metti sta palla! Metti sta palla! Sei incredibile! Entra, Ago, entra, Nico! Ma non dove il pallone! Ago, entra! Entra! Mattia, entra! Mattia! Ettore, entra, Ettore! Alza! Ago, attacca, Ago! Punizione Sporting Termini, 7,5 alla fine. Cianello che calcia forte, deviazione di Coppola, calcio d'angolo. Ancora Anello. Si allontana Armonium, mettere in mezzo Anello sul primo palo, sempre Coppola. Poi spazza Siracusa più lontano che può. Piazza un po' timido, va al duello con Fasone, colpo di testa, Sistori, Curcuruto gli sganciano i compagni, alla fine chiusura decisiva di Terrana. La Parola va con le mani, altra fiondata su Piazza che controlla. Poi prova ad inserirsi, respinta ed esce Bazzone. Rilancio del portiere dello Sporting Termini direttamente sui piedi di Pizzoli. Piazza anticipato da Fasone. Coppola, altro lancio per Siracusa che prova ad arrivare alle spalle di Cirino. I due ragazzi andati in gol nel primo tempo. Intanto cerca l'inserimento Rotolo, l'anticipo di Lima, palla che esce in fallo laterale. Veloci! E Anello gioca su numero 4 Armon che passa sul primo avversario. Poi scambia in maniera ripetuta con Mantia, ultimo tocco sbagliato, liscia la Parola, poi altra palla messa fuori. Anello, lancio sporcato, bene Lima qui in uscita, poi ancora Lima su Mantia. Rotolo, posizione regolare, chiuso dalla Parola. Poi rimessa, ospite. Mattia, anticipa! Pallone messo fuori, poi Anello in fallo laterale.
Va fuori piazza, va dentro con la maglia numero 2 Kanye. Oh, tieni lui, arbitro, guarda! Poi serie di contatti, andato giù senza subire fallo Siracusa. Poi la Parola direttamente fuori, Anello con le mani, lotta Rosselli, viene fermato. Poi Sistori cerca Siracusa, il duello con Siracusa che prova a portare sulla palla, rimessa. La Parola al fallo laterale, ultimi 4. Controllo, poi altro tocco di Sistori che concede rimessa allo Sporting. Pallone calciato fuori dalla Parola. Rosselli raddoppiato in maniera regolare. Poi Siracusa per Sistori. Ancora Siracusa che si lancia nello spazio. Passaggio intercettato. Rimessa. Con le mani la Parola. Troppo lungo per tutti. Fasone protegge ma arriva Curcuruto. Siracusa. Palla verso l'area di rigore. Interviene Terrana. Calcio d'angolo. L'angolo che verrà battuto. Qui la giocata di Sistori che mette in mezzo il pallone, allontanato. Qui Curcuruto svirgola. C'è però la Parola. Dribbling, ancora la Parola, resiste. Passaggio poi per Sistori che si libera. Il cross sul primo palo. L'uscita di Bazzone. Battuta lunga. Brigaglia in anticipo, la gioca subito avanti. Pizzoli. Girata, Fasone di testa, libera Siracusa, poi la chiusura. Ancora Brigaglia. Siracusa. Brigaglia sovrappone, la palla è per lui, ingresso in area di Brigaglia che prova ad evitare Terrana. Il cross, ribatte Anello. Poi ancora però Brigaglia. Pizzoli prende in controtempo Siracusa, palla fuori. Ultimo minuto e 40 di gioco prima del recupero. Anello la può portare in avanti. Battuta lunga a cercare il movimento di Rosselli. Netto anticipo Kanye che non si fida. Palla in fallo laterale. Anello andrà a battere con le mani. Rosselli spalla alla porta, la Parola lo ferma. Ancora Rosselli sulla palla, la tiene in campo Locacciato. Poi Kanye ancora in fallo laterale. Rimessa di Anello. Spalla alla porta ancora Rosselli che prova a prenderla. Poi Anello con il cross. L'uscita comoda di La Rocca. Adesso La Rocca adesso gioca un po' col cronometro. Mancano 30 secondi allo scadere dei 70. Calcia verso la Parola che la tocca in qualche modo, non riesce però a tenerla in campo. Allora Anello con le mani. Altro pallone allontanato, sempre Anello, controllo e lancio. Colpo di testa poi dalle parti di Mantia, tocca Coppola. Poi ancora Valente anticipato da Brigaglia. Armonium su Cirino. Serie di finte, ancora Cirino fermato da Pizzoli. Poi Siracusa. Passaggio intercettato, ma c'è Sistori.
Sistori fermato. Mantia cerca la palla in area di rigore, grande intervento da parte di Lima. Poi Kanye la lancia lontano, c'è ancora a terra Sistori, l'arbitro ferma adesso il gioco. Ho visto bene 3 minuti indicati dal direttore di gara. Ne sono giocati 30 secondi. C'è un cambio. Valente. Marco. Veloce, Marco. Salvo, sa, c'ha più di prima, sa, no. Signore, vuoi entrare? Sì, vuoi entrare, vuoi entrare. Vai, va. Cosa? Si è rialzato Ma com'era tua? Sistori. Pallone messo dentro da Cirino, attenzione. La chiusura di La Parola. Poi la rilancia Fasone. Ancora non viene consentito a Sistori di rientrare. Kanye, calcio in avanti verso Curcuruto. Rientra adesso Sistori per quest'ultimo minuto e mezzo. Vedremo anche quanto verrà dato di extra rispetto ai 3 minuti. Sali, Matti. Qui rischia qualcosa lo Sporting. Armonium. Tocco per Cirino. Porta sul pallone. Ultimo minuto dei 3 di recupero. Vedremo se ci sarà estensione. Tanto c'è stato l'ingresso da parte di Alessi, che qui prova a farsi spazio. La Rocca è uscito e se l'è presa. Invia la Rocca sempre verso La Parola, che prova a controllarla. Ancora La Parola, cerca il dribbling ma la perde. Mantia gioca per vie centrali Catalano, poi Alessi spazza via Kanye, chiamato in causa proprio per questo, per tenere lontana la minaccia. Armonium fermato da Coppola, poi non riesce Brigaglia nel controllo. Fallo laterale nella metà campo offensiva per lo Sporting Termini. Stanno scadendo i 3 di recupero, probabilmente si andrà oltre per il problema a Sistori. Vai, Salvo, vai. Finita, vai. Adesso non c'è più nulla da perdere per lo Sporting, che vuole assaltare l'area. Mancano pochi secondi alla fine. Pallone messo fuori, rimessa Sant'Ernesto. E questo è cruciale per la squadra di Torregrossa. La rimessa lunga da parte di Lima. Fasone. Anello, vai. Lancio. Coppola allontana. Poi colpo di testa di Armonium. Trova Rotolo. Spalle alla porta. La palla va fuori e l'arbitro pone fine alla partita. Ha vinto l'Academy Sant'Ernesto 2-1 ai danni dello Sporting Termini. Primo vantaggio della squadra ospite nel primo tempo, con il gol di Siragusa, poi il pareggio di Cirino e nel secondo tempo il gol vittoria da parte di Sistori. Da Caccamo è tutto, grazie per averci seguito. Appuntamento come sempre alla prossima.